Siamo tornati nuovamente in studio con lo spazio dedicato all'ULSS 2. Oggi parliamo della trappola dei disturbi alimentari. Lo facciamo assieme alla dottoressa Francesca Fontana, responsabile centro disturbi comportamento alimentare ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno. E con Carla Baruffi, responsabile UOC nutrizione artificiale ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno. Intanto partiamo dal capire e spiegare quali sono i disturbi alimentari. Ok, i disturbi alimentari che conosciamo più tutti sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da buffate compulsivo. Questi fanno parte appunto del gruppo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, che sono disturbi psichici che esprimono uno stato di disagio psichico importante attraverso un cambiamento, un'alterazione del comportamento dell'alimentazione e degli altri comportamenti quali iperattività o anche vomito autoindotto, con lo scopo di controllare il peso e le forme del corpo. Ora vediamo nell'anoressia nervosa per esempio che quello più facilmente visibile perché si accompagna al calo di peso. Il calo di peso appunto è portato da diete sempre più estreme, fino addirittura al digiuno, specie con le ragazzine piccole, iperattività, ma si parla di 20 km al giorno, cioè con ragazzine già sottopeso, oppure dall'attività anche fisica durante per esempio lo stare in cameretta o anche chiuse in bagno, sempre lo scopo di calare di peso e di mantenere il controllo sul corpo. Nella situazione invece della bulimia nervosa vediamo che questo tentativo di mantenere il peso corporeo basso poi con la restrizione alimentare poi si perde, quindi si innescano le scivolate cosiddette, poi appunto abbuffate, con l'assunzione di grandissime quantità di cibo. Si arriva ad avere anche 3.500 calorie in un pasto solo, cioè si mangia con poi il tentativo di porre rimedio a questa cosa, quindi con altri comportamenti che si aggiungono disfunzionali e fortemente pericolosi e anche dolorosi dal punto di vista emotivo, quale il vomito autoindotto, l'abuso di lassativi, l'abuso di diuretici e anche qui l'iperattività. Nel disturbo da buffate compulsivo c'è sempre un'alterazione del desiderio, cioè rispetto alle forme del corpo e rispetto al proprio peso, ma in realtà non ci sono metodiche di compenso, quindi c'è spesso il sovrappeso o anche l'obesità, comportando poi tutta una serie anche qui di difficoltà nell'esporsi al pubblico, nello stare con gli altri, nel mettersi in costume e una grandissima sofferenza psichica. Ora, questi disturbi in realtà si manifestano sul corpo per cercare di controllare uno stato di profondo disagio, di profonda difficoltà emotiva, di profonda angoscia, sperando che controllando il corpo si possa riuscire a controllare il disagio e il dolore psichico. Purtroppo, come vedremo, non è così, no? Sono una trappola. Ecco. E proprio di questo parliamo. Fra l'altro, se qualche telespettatore ha bisogno di un chiarimento, di fare una domanda, il numero lo vedete in sovraimpressione. Ecco, lei ha parlato di una trappola, di una vera e propria trappola, perché? Sì. E in che senso? Perché vediamo che nei disturbi alimentari sono appunto dei disturbi molto complessi, sono dei disturbi, noi parliamo di ipotesi di cause multifattoriali, per cui ci sono compresi aspetti biologici, aspetti psicologici, aspetti genetici familiari, relazionali, sociali, ambientali, per cui veramente si parla anche al giorno d'oggi di una situazione di vulnerabilità stress, nel senso che ci sono degli eventi che portano ad avere una predisposizione più o meno marcata e poi degli eventi stressanti importanti che vengono a slatentizzare nelle persone vulnerabili questo stato con per esempio il disturbo del comportamento alimentare. Però nel momento in cui si manifesta il disturbo, si innescano poi, e dopo li vedremo, dei cambiamenti che portano a un automantenimento del disturbo, a un autorinforzo, per cui se prima c'è l'impressione di poter in qualche modo governare questa cosa all'inizio, no? Tutte le ragazzine che vengono da noi dicono
io volevo calare di peso, volevo mangiare sano, volevo avere le forme del corpo un po' migliori per sentirmi meglio. Questa è l'autocura, no? Rispetto a un disagio psichico importante, di insicurezza, di tristezza, di difficoltà di relazione, la possibilità di dire ok, parto da quest'area, che è l'area apparentemente e socialmente purtroppo resa più facile all'idea di poter fare qualcosa, perché a livello sociale c'è da un lato l'internalizzazione di un ideale di magrezza che è assolutamente a prioristico, nel senso che non è la normalità necessaria, no? Nel senso che il corpo, mamma natura, decide alcune cose e invece noi siamo sempre lì a pensare che se ci mettiamo l'impegno e se ci mettiamo la volontà possiamo modificare come vogliamo la nostra corporatura in qualche modo, e questo appunto non è vero. Quindi c'è questo pensiero che è già una trappola che porta a un calo del pensiero dell'umore. E poi ci sono tutti i fattori appunto di automantenimento, per cui queste ragazzine cominciano una dieta pensando di stare un po' meglio, e quindi una volta che starò meglio con me stessa, che mi sentirò più sicura, potrò entrare nel mondo e relazionarmi con gli altri, potrò affrontare la timidezza, potrò sentirmi meno incapace, potrò gestire meglio la relazione con la famiglia, perché comunque avrò un qualcosa che mi dà certezza e mi dà sicurezza. Ecco, lei ha detto giovanissime, giovani, giovanissime. Qual è la fascia d'età che maggiormente, possiamo dire, colpisce? Certo. I disturbi alimentari sono una patologia dell'adolescenza, quindi va dai 14 ai 24 anni è l'età più colpita. È vero che già da prima della pandemia si era assistito a un calo progressivo dell'età di esordio anche sulle bambine di 8, 9, 10 anni, 12, quest'anno ce ne sono state diverse sui 12 anni anche nella nostra ULSS. Abbiamo anche degli esordi più tardivi in realtà, quindi anche più grandicelle, e questa è l'età maggiormente più colpita. Colpisce ancora più le femmine, anche se sono aumentati un po' i ragazzi con delle caratteristiche un po' diverse rispetto al femminile, nel senso che nei ragazzi prevale quegli aspetti di ortoressia. Con ortoressia si intende di vigoressia. Con vigoressia si intende la paura del grasso, quindi l'aspetto di fobia del grasso, il bisogno di mantenere un corpo muscoloso ma molto asciutto, molto magro, e quindi di controllare il peso in questa modalità. È un po' una cultura. È un po' una cultura, cioè ci sono degli aspetti... Sbagliata, Allora, non è colpa dell'aspetto sociale, nel senso per forza, quello è un fattore di rischio che viene ad amplificare sicuramente. Così pure nel periodo del lockdown c'è stato un aumento anche nelle ragazze sia delle forme vigoressiche che ortoressiche, cioè l'ortoressia, quindi un aumento del mangiar sano. Hanno cominciato a dire voglio mangiar sano, e tutta la famiglia si è messa anche spesso, no, a cercare di mangiare più sano, tanto che molte volte i genitori dicevano, anche loro molto in difficoltà, non ci siamo accorti perché tutti avevamo cominciato a mangiare un po' meglio, visto che eravamo tutti a casa, stare un po' più attenti, eccetera. E poi invece c'è la deriva dell'automantenimento, come abbiamo detto. Cosa succede? A livello... Allora, intanto siamo in adolescenza, no? Quindi in adolescenza è il periodo principale del cambiamento, ma non è solo un cambiamento di età, ma è proprio un cambiamento che comprende tutto l'essere, a livello biologico, a livello ormonale, a livello di cambiamento, a livello proprio di sviluppo cerebrale. Filosofia non la insegnano in seconda media, la insegnano alle superiori in terza, no? Quindi c'è proprio un cambiamento proprio anche del cervello. È anche l'età in cui si deve passare dalla la richiesta di diventare un soggetto adulto, e quindi passare dalla dipendenza alla famiglia all'autonomia, il mentalizzare il proprio corpo come un corpo che cambia, un corpo maschile o femminile, un corpo che muore, che potrà morire. I propri genitori si sa che potranno morire, la pandemia su questo ha dato un'angoscia di morte un po' a tutti molto importante, no? La relazione con gli altri, eccetera. Ecco che questa cosa crea veramente uno tsunami nella persona e un po' in tutti quelli che gli sta attorno. E
la sensazione di controllo che dà il mettersi a dieta, il avere uno schema ben chiaro rispetto a cui confrontarsi, rispetto a cui rappresentarsi, eccetera, è un tentativo appunto, come dicevamo, di autocura che però è fallimentare, perché poi in realtà se quello era un obiettivo, cioè era uno strumento, perché è uno strumento il sentirsi meglio per stare con gli altri, poi diventa l'unico obiettivo. Dopo noi facciamo fare la torta di autovalutazione alle ragazze, no? Paradossalmente la torta, cioè è un cerchio dove poi fanno tutti gli spicchi per definire la propria autovalutazione di se stessi. Prima della fase dell'anoressia o all'inizio, proprio inizio, ci sono tante aree, nel senso che nella stima di sé tutti noi consideriamo il lavoro, gli amici, la famiglia, le relazioni affettive, ma anche appunto, soprattutto al giorno d'oggi, la nostra fisicità, corporeità, eccetera, però è una parte di questo. Quando si innesca il disturbo alimentare, via via vediamo che l'unico fattore di autoregolazione a livello della propria autostima sono rappresentati dal peso e le forme del corpo. Non interessa più nient'altro. L'unica cosa che può interessare è lo studio, con un'iperconcentrazione sullo studio, molto spesso in realtà che serve per ridurre l'angoscia, perché a questo punto è diventata un dittatore il disturbo alimentare, ridurre l'angoscia del pensiero continuo sul peso, la somma delle calorie, l'iperattività, per cui le ragazze dicono almeno finché studio non penso al cibo. No, quindi si innescano questi meccanismi che sono proprio anche biologici, perché il cervello ha bisogno di glucosio, si riduce la flessibilità cognitiva, si aumenta la concentrazione solo su quell'obiettivo, si riduce la capacità di vedere appunto il tutto, no? Siamo una complessità, invece no, c'è solo il peso e la forma del corpo, o ecco al massimo il voto come unica valutazione di valore di sé. Ecco, prima di continuare io volevo chiedere, rispetto a questi disturbi alimentari, poi ci sono anche delle problematiche vere e proprie mediche. Beh sì, ovviamente consideriamo che nel momento che noi modifichiamo la nostra alimentazione, alteriamo il nostro stato nutrizionale e quindi è evidente che noi possiamo avere un'alterazione nel senso della cosiddetta malnutrizione, che può essere una malnutrizione in difetto, cioè quindi una riduzione di peso, una riduzione degli introiti, e dall'altra parte abbiamo anche la cosiddetta malnutrizione in eccesso. Okay? E tutto questo può creare delle importanti problematiche a livello fisico che poi si diciamo, evidenziano in tanti aspetti anche diciamo, di quello che può essere solo l'aspetto di quello che noi vediamo. Quindi è evidente che nel momento che noi abbiamo una persona che comincia a manifestare delle importanti alterazioni dell'alimentazione, dobbiamo assolutamente anche inquadrarla da un punto di vista proprio medico, al di là di quello che poi è l'aspetto diciamo di quello che mangia, ma proprio di fare una valutazione attenta, e quindi quello che è importante è che nel momento che ci sono queste problematiche ci sia anche una presa in carico, che poi, come poi ne parleremo, che deve essere globale, multidisciplinare, perché ha l'aspetto cosiddetto psicologico, cioè l'aspetto fisico, quindi noi quello che è il nostro compito è proprio quello di fare una prima valutazione che deve essere proprio una valutazione globale, quella che si chiama l'anamnesi, l'esame obiettivo, cioè proprio tutta una visita completa che va a verificare tutta una situazione che quindi può essere la storia sua familiare, le sue abitudini, come ha modificato, la sua storia del peso, perché è molto interessante vedere come ci sono situazioni in cui ci sono disturbi alimentari che partono da persone che effettivamente erano in sovrappeso e quindi hanno cominciato una dieta, a volte con queste diete che prendono che potevano essere anche adeguate, corrette, che poi però prendono una piega molto veloce sulla rapidità del calo di peso, e quindi anche quello è un dato che noi dobbiamo verificare. Quindi quando noi valutiamo questi aspetti non è tanto quanto pesi in questo momento, ma anche proprio la tua storia clinica, quanto peso hai perso, ma anche quanto velocemente questo peso l'hai perso. E quindi quello che ti può in alcuni casi anche un po' ingannare, soprattutto in quelle ragazze che sono partite in una situazione di effettivo sovrappeso, è vedersi davanti delle persone apparentemente, diciamo, quel concetto che si definisce del normopeso, certo, che però hanno una storia di aver perso 15-20 kg e li abbiamo visti perdere proprio in questo ultimo periodo a una velocità impressionante. Quindi è evidente... Dovuti a cosa, mi scuso questo? Beh, sicuramente restrizioni
e iperattività fisica, perché noi sappiamo benissimo che comunque anche solo con la restrizione non riusciamo a perdere, poi si innesca tutto un meccanismo, perché è evidente che se io poi non introduco i miei nutrienti, io me li devo, diciamo, produrre, è come se io mi consumassi, e quindi entrano proprio in quella fase, che so, se lo zucchero io, usiamo il termine zucchero anche se è improprio, ma comunque se io non do lo zucchero che serve per il nostro nostro organismo se lo produce. Come se lo produce, intanto comincia a degradare i propri muscoli e poi inizia anche a utilizzare quelli che si chiamano i grassi, a produrre corpi chetonici, con tutta una serie poi di impatto anche sul livello cognitivo. Quindi, e poi associato a quella che abbiamo visto in questa ultima situazione, un'iperattività fisica. Abbiamo scoperto di essere ragazze che facevano 2-3 ore in casa di attività fisica. Quindi è quello che normalmente noi sappiamo che per tenere, se vogliamo calare di peso, facciamo una riduzione dell'introito e aumentiamo il dispendio energetico. E quindi abbiamo visto cali veloci. Tutto ciò quindi ha una compromissione sul nostro stato che quindi interessa, vorrei dire, tutti gli organi, quindi da quello che può essere l'immagine, quella che noi abbiamo, proprio quella che noi vediamo, la pelle, i capelli, sono persone che arrivano pallidissime, sembrano anemiche apparentemente non sono, anche se poi controllando bene anche sì, la pelle, i capelli che diventano sottili, la pelle che proprio diventa pallida, secca, desquamata, così a tutti gli apparati, quindi da quello che può essere il cuore, si riduce la frequenza cardiaca, fino a effettivamente riduzioni molto importanti, con frequenze molto importanti, che poi vedremo sono anche quelli che poi danno l'indicazione a quella che è la gravità del disturbo, e quindi noi dobbiamo anche pensare a un ricovero, quindi l'impatto su quella che è la funzione cardiaca, respiratoria, gastrointestinale. Riducendo si riduce anche la motilità, quindi sono ragazze che se ti dicono io mi sento, proprio usano il termine piena subito, ed è vero, perché c'è una ridotta motilità dello stomaco, dello svuotamento, dell'intestino, diventano stitiche, quindi proprio una serie di sintomi, poi l'aspetto appunto della riduzione della massa muscolare e nelle piccoline spesso non sono ancora menorroiche, quindi vediamo, oppure hanno avuto il primo ciclo mestruale, le mestruazioni scompaiono. A volte, per esempio, un dato è l'assenza delle mestruazioni prima ancora che si evidenzi clinicamente il disturbo, comincia già, perché il nostro sistema ormonale è regolato anche a livello cerebrale, i nostri neurotrasmettitori, quindi già quello può essere un segnale. E quindi l'assenza e le alterazioni che poi possiamo avere anche a livello importante poi della disidratazione, delle alterazioni soprattutto in quelle che hanno fenomeni di vomito, delle alterazioni di disidratazione, alterazione del cosiddetto equilibrio idroelettrolitico, quindi perdita di sali. Queste sono tutte situazioni potenzialmente molto pericolose per la vita. Ecco, lei sta parlando appunto di effetti che sono gravi rispetto a questi disturbi e che possono portare anche a dei ricoveri. Certo, portano ai ricoveri proprio in base alla gravità del disturbo. Esistono proprio dei criteri per il ricovero, cioè il ricovero ospedaliero viene definito un ricovero cosiddetto salvavita, cioè non è che ricorriamo al ricovero perché una ragazza ha cominciato a mangiare meno, eccetera. Ci sono proprio dei criteri precisi che si basano proprio, come dicevo, su quella che può essere una perdita, cioè sul peso, quindi un indice di massa corporea molto basso, sulla velocità di perdita di peso, quindi se abbiamo perso molto peso molto velocemente, si parla di grave malnutrizione, su queste alterazioni, quindi se sono presenti, che so, l'iposodiemia, l'ipopotassiemia, l'ipomagnesemia, perché possiamo avere delle alterazioni del ritmo cardiaco, la frequenza cardiaca, quindi proprio dei valori di frequenza, l'ipotensione, poi spesso abbiamo ragazze che cominciano l'ipoglicemia. Sappiamo che il nostro organismo riesce a mantenere il nostro livello di zuccheri nel sangue, però quando noi cominciamo a vedere un'ipoglicemia, che normalmente nessuno di noi alla mattina a digiuno va in ipoglicemia, questi sono segnali di allarme per cui richiedono ricovero Ecco, da un punto di ospedaliero. vista medico voi intervenite ovviamente per cercare di riportare la situazione ad una certa soglia di
E però poi c'è tutta una problematica psicologica, penso, da affrontare, perché chi è arrivato a questo tipo di soglia, di allarme, e anzi è andato oltre, come si può fare poi a riportare, insomma... Allora, dal nostro punto di vista, allora, intanto sicuramente quello che è importante, nessuno lavora da solo in questa problematica. Ecco, cioè, questo è una rete, questo Perfetto. poi la dottoressa Fontana illustrerà proprio il meccanismo, perché la cosa più pericolosa è che potresti essere il più bravo medico, internista, nutrizionista, ma da solo non vai in nessuna parte. Quindi spesso, a volte proprio succede che anche all'inizio, agli esordi, vengono prese in carico da un'unica figura e questo non va bene. E poi è un lavoro che, ripeto, è a piccoli passi, ti devi dare dei piccoli obiettivi e a seconda della situazione che io ho davanti si valuta e quindi c'è un lavoro che viene fatto, ripeto, di quella che è una prima impostazione proprio su quella che è la tua valutazione di stato di salute e poi sulla parte cosiddetta sull'anamnesi alimentare, quindi su cosa una persona mangia e su quello che dovremo cercare, che è uno stato nutrizionale adeguato, quindi non è un concetto quanto dovrei pesare, ma dovrebbe essere al di là di quanto devo pesare, per esempio se una ha perso 20 kg e quel peso va bene, non è tanto quanto devi pesare, ma come dovresti mangiare. E quindi è tutto un lavoro che poi viene fatto, noi lavoriamo all'interno del nostro gruppo diciamo nutrizionale, noi medici e le dietiste e sono proprio anche dei ruoli a volte un po' diversi perché una volta fatta l'inquadramento medico io mi metto un po' da parte, cioè noi ci mettiamo un po' da parte e lasciamo lavorare perché c'è proprio un lavoro di rieducazione, contrattiamo il cracker, il grissino, perché noi abbiamo chiaramente in mente dove dobbiamo arrivare senza però si cerca di essere il meno prescrittivi possibile. Si è molto prescrittivi quando siamo durante il ricovero, quello sì, perché deve essere fatto opportuno. Ma durante questa fase è proprio un lavoro di pian pianino, step by step, si contratta per cercare di arrivare a quello che noi dovremmo definire, sempre spiegando anche le modalità. Per esempio, come abbiamo visto, si parlava prima, mangiamo sano, no? Cosa vuol dire mangiare sano? Se noi chiediamo a 10 persone cosa vuol dire mangiare sano, perché se va bene evitare tutto ciò, cibo spazzatura, eccesso di zuccheri, ci sta bene, si entra in un concetto di mangiare sano, vuol dire non mangio più il carboidrato. No? Una delle prime cose che viene assolutamente tolta in questa situazione è tolgo completamente i carboidrati, quindi gli zuccheri complessi, quelli che invece per noi sono fondamentali. Per esempio i condimenti vengono assolutamente tolti. Allora ci sono delle cose che ovviamente noi, perché non è un problema di calorie, è proprio perché ci servono per il mantenimento dello stato nostro di salute e quindi dobbiamo, diciamo, contrattare. Io per esempio dico che ci sono elementi da contrattare, elementi su cui non si discute. Per esempio l'olio, un minimo di quantità di olio, dico non si discute, cioè ci vuole anche una certa... Poi sul resto è un lavoro pian pianino a seconda di chi abbiamo davanti ovviamente. Certo, perché... una rete c'è dietro a questa... Sì, ormai per fortuna da tanti anni è emerso che per trattare il disturbo di comportamento alimentare appunto non basta una persona sola, un professionista solo. Si possono creare gravi danni avendo questa idea di poter essere da soli a curare un disturbo alimentare. Per cui c'è una rete multiprofessionale, noi abbiamo a Treviso anche una rete, il centro provinciale è questa rete di tipo multiprofessionale che quindi permette di poter di lavorare insieme gli psichiatri, i neuropsichiatri infantili, gli psicologi, i nutrizionisti, le dietiste, gli educatori, gli infermieri. E queste sono le varie figure. Poi ci sono i vari livelli anche, perché non è che tutti i disturbi alimentari hanno la stessa gravità e richiedono gli stessi step di trattamento. Quindi la cura prevalente, il 60% di solito insomma, risponde a una cura ambulatoriale. Però, e quindi nella cura ambulatoriale tu fai la prima valutazione, facciamo sempre una valutazione multipla, per cui c'è la valutazione psichiatrica o neuropsichiatrica infantile, quella psicologica, quella nutrizionale e dietetica, della dietista, perché per quel che riguarda la nostra area, per esempio di psichiatri, di area psi, chiamiamola così, è importante appunto, prima ho detto, un tentativo di autocura. Allora, ogni persona però
è diversa, quindi dobbiamo capire quali sono le cose che sono, per cui è così in difficoltà questo adolescente, cosa è successo nella sua storia, quindi molto importante l'anamnesi fin dal periodo perinatale peraltro, perché c'è un aspetto che è collegato sia degli aspetti biologici ma probabilmente anche degli aspetti relazionali, in cui si è visto che un aumento, cioè un fattore di rischio per i disturbi alimentari è la presenza di problemi a livello del periodo perinatale, quindi patologie nel periodo perinatale, quindi sia nella fase terminale della gravidanza che nella post-nascita. E qui si apre tutto il capitolo della relazione madre-bambino, dell'angoscia, dell'ansia, e qui appunto l'altro aspetto importante: non ci sono colpevoli, non ci sono colpe, perché se una madre diventa iperansiosa perché si trova ad avere un bambino che ha avuto un grave problema nella fase della nascita, è ovvio che non è una colpa, e questo però porta a tutta una serie di modificazioni dell'interrelazione madre-bambino che poi vengono a creare delle modalità di sviluppo e di relazione particolari che nella fase dell'adolescenza, dove si devono staccare dalla situazione familiare, possono presentare delle situazioni di difficoltà. E così pure se la madre ha avuto la morte del padre in un periodo, capita ahimè, e quindi ha una fase di depressione, o il padre ha una fase di depressione quando nasce un bambino, è ovvio che il clima in famiglia può essere alterato, ma non è certo colpa di nessuno. Allora si va a cercare i traumi, possibili abusi, che si sa essere anche questi in relazione ai disturbi in generale psichici, ma anche alimentari, lo stato d'ansia, il perfezionismo, quindi si fa tutta una valutazione di tipo psichiatrico, neuropsichiatrico infantile, relazionale e familiare, per poi poter integrare queste cose insieme agli aspetti nutrizionali e iniziare un trattamento psicoterapico, a volte farmacoterapico per gli aspetti in comorbidità. Questo è nella fase ambulatoriale, quindi ci sarà sempre la psicoterapia, il controllo psichiatrico, se farmaci sì, farmaci no, i colloqui con i familiari, il colloquio, la visita, i controlli nutrizionali e quelli dietetici. Quindi è anche ambulatoriamente è un intervento molto complesso. Certo. Poi, se non è sufficiente, si passa allo step 2, cioè alla fase di centro diurno oppure di riabilitazione semiresidenziale, cioè in questo caso la persona sta in una struttura con altre ragazze, con tutta una serie di terapeuti ancora più numerosi, perché ci sono gli educatori, eccetera, con i pasti assistiti, con le merende assistite, la scuola a distanza, cioè è tutto un lavoro che diventa più intensivo, sempre il coinvolgimento dei familiari. Se le cose sono più complicate c'è la fase residenziale e nelle situazioni di emergenza, come diceva la dottoressa, il ricovero. Anche nel ricovero è importante la gestione. Noi, per esempio, ci sono stati tantissimi ricoveri, dopo forse accenneremo, nel periodo della pandemia sicuramente c'è stato un aumento vertiginoso dei ricoveri, specie in pediatria ma non solo. Sì, è importante il team, per cui anche per esempio in pediatria noi abbiamo avuto 4 volte tanti ricoveri che pre-pandemia. Sono stati 36 ragazze nel 2036, una volta 40 là, insomma nel 2021-22 tantissime, anche piccole. E quindi è importante allora l'interazione con anche i pediatri del reparto, le famiglie, per cui la rete poi ambulatoriale, per cui facciamo in pediatria una riunione a cui partecipiamo tutti insieme per la discussione, per mantenimento anche della coesione dell'intervento, perché ci deve essere una coerenza, certo. Se no uno tira da una parte e uno tira dall'altra. Certo. E a volte ci dividiamo anche i ruoli, chi è più cattivo, chi è più buono, diciamo, nel senso che a volte bisogna perché poi non è facile ovviamente trattare con questi bisogna ragazzi. Appunto decidere dove si spinge l'acceleratore. Ecco, o meno. Io le chiedo, mi fermo solo un attimo perché ho visto che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo qualche istante, torniamo in studio anche perché per capire quali sono poi i segnali, come la famiglia può capire che c'è qualcosa che non va, a parte insomma dall'aspetto fisico e un po' poi anche insomma tutte le altre problematiche che si innescano. Pubblicità, torniamo subito in studio. Rieccoci in studio, stiamo parlando di disturbi alimentari. C'è una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa, a lei e a tutti i suoi ospiti. Io sono Sebastiano da Abano. Io ho preso la bellezza di 145 kg, da 65 kg che ero.
Io purtroppo non ho avuto problemi gravi, ecco, quello no, per fortuna. Soltanto che io faccio parecchio uso di Coca-Cola. Io la Coca-Cola te ne bevo anche 2 bottiglie al giorno. Purtroppo sono drogato della Coca-Cola. Lei pensi che io sono uno che non fuma, non faccio uso di droghe, non faccio uso di alcol, sono soltanto sottomesso alla Coca-Cola. Per me la Coca-Cola è l'unica droga che ho, non faccio altri usi di altre cose. Però naturalmente io voglio capire, ora in questo periodo sto bevendo, per fortuna, non so se è una fortuna, Coca-Cola zero. Ora la Coca-Cola zero zuccheri è realmente zero zuccheri oppure c'è sempre una parte di zuccheri nella Coca-Cola zero? E poi io ho notato un'altra cosa, che naturalmente la Coca-Cola zero dovrebbe costare un po' di meno rispetto alla Coca-Cola zuccheri. Queste sono cose Esatto. che però le dottoresse non sono. D'accordo, Ecco, intanto grazie. magari facciamo rispondere a questo. Intanto la ringrazio. Grazie, buongiorno. Grazie. Sì, come dicevo prima, quando noi abbiamo un'alterazione del nostro comportamento alimentare può essere in difetto ma anche in eccesso. E in eccesso appunto il rischio è quando io utilizzo, diciamo, quella che è la mia alimentazione in senso eccessivo, quindi diventa un'alimentazione compulsiva. Quindi anche fare un uso smondato di bevande zuccherate è un uso compulsivo di un possibile, diciamo, chiamiamolo alimento, anche se la Coca-Cola ciò non si dovrebbe dire. Adesso, senza entrare nei dettagli, è evidente che anche qui ci possono essere situazioni al di là, non è una norma dietetica, tanto sappiamo tutti che non dovremmo bere così tanta Coca-Cola, anzi, però può essere proprio anche necessario quello che può essere un aiuto, un supporto. Se io esagero anche nell'eccesso, può essere che io abbia bisogno di essere aiutato nei miei comportamenti, quindi è evidente che la prima cosa, quindi bere Coca-Cola zero potrebbe essere non un uso, perché mantengo sempre un po' questo ricordo del dolce, ma entriamo, diciamo, in un altro argomento. Ecco, parlavamo prima di quali sono i segnali, ad esempio. Parliamo anche soprattutto di ragazze, di giovanissime, di ragazzi anche, abbiamo sentito insomma che c'è stato anche un aumento comunque anche di maschietti. Quali sono i primi segnali magari che forse i genitori dovrebbero vedere o capire, percepire? Uno dei primi elementi è proprio quello del mettersi a dieta, soprattutto il mettersi a dieta anche quando non ce n'è bisogno. E poi non è un mettersi a dieta nutrizionale, è, come diceva la dottoressa Baruffi, escludere, quindi banditi tutti i carboidrati di qualsiasi tipo e natura, banditi l'olio, burro, eccetera. Quindi si viene ad avere bandita la carne, perché la carne fa paura, non si sa ben perché piuttosto mangiano la ricotta, che dal punto di vista non è peggio di mangiare una bistecca, è meglio di mangiare una bistecca, no? Però la carne è bandita. Per cui si mangiano tutti i prodotti light, quindi di quella marca, perché poi c'è una fissità su certi cibi, perché comunque c'è il bisogno di avere quel gusto, quindi ci sono intere famiglie che girano, ragazze stesse che fanno chilometri e chilometri per poter avere lo yogurt di quel tipo lì che c'è in quel negozio, la ricotta di quell'altro tipo lì che c'è nell'altro negozio, quindi questa particolarità dell'alimentazione, solo verdura. Questo aumento comunque del fare attività più della norma, più del fatto di vado a fare pallavolo oppure faccio, per cui sì, faccio pallavolo, ma quando non faccio pallavolo vado in palestra, oppure appunto l'iperattività in casa, in bagno, attorno al tavolo, è infinita, sono i primi segnali. Ecco. Oppure chiudersi tanto in bagno, dopo andare a mangiare, non andare a tavola, dire ho già mangiato, questo sono degli altri aspetti. Torno a casa, mangi, no, ho già mangiato, erano le 8, avevo fame prima, quindi spesso così, chiudersi in bagno dopo pranzo, e allora lì ci sono tutte le metodiche di vomito o di ginnastica, sentire l'odore del vomito, insomma, vedere le tracce, questi sono sempre aspetti importanti. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno signora. A tutti gli ospiti, telefono davanti, mi chiamo Lino. Sì. Gentilmente volevo chiedere, sono un po' fuori luogo, ho un familiare che siamo andati a Padova, a Bologna, a Modena, soffre di dermatite seboroica, siamo fuori luogo e gli hanno ordinato shampoo qui, resti, volto, non per fare pubblicità e tante altre cose,
ma non gli passa. E allora ho sentito per televisione, ho parlato con il professore di Verona, di Roma, e mi ha detto di usare l'alluchina topica, che senz'altro sparirà. Lei mi sa dire qualcosa di questo, dottoressa? Sono purtroppo dottoresse che si occupano di un altro tipo di settore, quindi... Vabbè, certo, non è dermatologa, ho capito. La ringrazio comunque della telefonata. No, ma aspetti, vuol dire un altro. Sì. Che dicitura ci deve essere sulle merci un po' chiare per gli insetti, quelli che si mangiano, i cibi, eccetera, eccetera. Qual è la parola che devo leggere? Lo sa, dottoressa? Non ho capito. No, se può rifare la domanda perché non l'abbiamo capita. Ah sì, sui cibi in seguito che io voglio prendere o pizza o pane o biscotti o fritte, cosa ci deve essere scritto per gli insetti del grillo, eccetera, eccetera. Che parole ci devono essere? Grazie. Grazie. Per la tipologia delle ferine, sull'etichetta deve essere riportato tutto quello che c'è dentro nell'alimento, dall'inizio a quello che è presente in quantità più importante a scalare. Quindi se c'è una farina bisogna scrivere che tipo di farina è, ovviamente. Allora, torniamo a parlare invece insomma dei disturbi alimentari, parlavamo di quali sono i segnali e soprattutto del fatto che c'è stato un aumento poi importante ne abbiamo parlato anche prima, durante la pandemia. Sì, diciamo appunto la pandemia, allora c'era già un incremento dei disturbi alimentari prima della pandemia e c'era già un abbassamento dell'età di esordio prima della pandemia. La pandemia sicuramente è stato per tutti i disturbi psichici, non soltanto per i disturbi alimentari, un vento slatentizzante, scatenante i comportamenti disfunzionali che appunto sono in tentativo di riprendere un po' il controllo o l'espressione di un blocco dell'evoluzione dell'adolescenza. Perché i giovani soprattutto, lo si vede, stanno cominciando a esserci tantissimi anche sondaggi sulle percentuali, eccetera. Sicuramente dai 30 al 40% c'è stato un incremento. Noi abbiamo avuto le prime visite dal 2019, avevamo 142 prime visite, l'anno scorso ne abbiamo avute 282, quindi, e siamo passati da 62 minori a 120-128 minori, per cui c'è stato veramente un incremento molto alto. E se pensiamo, con la chiusura del lockdown, c'è stato il primo lockdown, quindi tutti a casa, ma tutti i ragazzini che avevano cominciato le scuole, cioè della fase dell'adolescenza, di uscire, eccetera, si sono trovati di colpo, quindi la fase di autonomizzazione, di colpo chiusi in casa con le famiglie, tutti in smart working o anche no, i ragazzini in DAD, e quindi ad avere bloccate tutte quelle che sono le normali aree dello sviluppo dell'adolescenza e del ragazzo, quindi l'uscita fuori, il vedersi con gli altri, l'attività fisica, il movimento, la sperimentazione delle relazioni affettive amorose, la sperimentazione dei percorsi di studio, il distacco con la famiglia, quel passaggio un po' dentro, un po' fuori, no? Per cui c'è stato un aumento molto elevato dello stress, anche di tensione. In più c'è stato un aumento ovviamente di tutti. Nel primo periodo non si trovava più la farina in giro, no? Perché è anche una modalità che si conosce di reazione allo stress, il mangiare, da sempre, no? Quando uno è stressato o mangia di più o gli si chiude la bocca dello stomaco, a volte si dice, perché comunque è una modalità molto primitiva, lo vediamo anche nei bambini piccoli, questa cosa della reazione vagale, della reazione alimentare alla situazione di disagio. Quindi questo è stato una grande amplificazione. Sicuramente c'è stata anche l'amplificazione della necessità comunque di avere un punto di riferimento. Da un certo punto di vista i social sono stati di grandissimo aiuto nel periodo della pandemia, perché sono stati ragazzini che sono riusciti a mantenere la vita di relazione attraverso le videochiamate con gli altri, la scuola con la DAD, eccetera, ma c'è stata anche una iperesposizione a modelli corporei esageratamente
idealizzati, che poi non sono neanche reali, c'è Photoshop da tutte le parti, con anche però una grande vulnerabilità. Quindi quella che è una cosa normale per gli adolescenti di adesso, cioè si parla adesso non più, si parla di vivere on life, no? Cioè la piazza è on life, si trovano lì, noi ci trovavamo in piazza, loro si trovano lì, certo. Dopo casomai si vedranno anche in piazza, ma molto spesso il primo incontro è lì. E questo è stato anche di grande importanza, però li espone anche a un'iperesposizione che è su quel che riguarda il bisogno di avere un ritorno dall'altro, con i like, con gli apprezzamenti, eccetera, che certo non è stato d'aiuto per quel che riguarda la propria immagine e la propria corporeità. Quindi ci sono veramente tantissimi aspetti. Quando si è finito il lockdown, si sperava di una certa rinormalizzazione, che non c'è stata, intanto perché è stata una chiusura un po' sì, un po' no. Sono tornati, poi sono stati a casa di nuovo, poi alcune classi quando c'era il positivo erano tutti a casa, poi c'erano quelli che avevano i doppio turni, cioè c'è stata la perdita di tutte quelle che sono quelle microabitudini che ci permettono di avere il senso di continuità del tempo, il senso della progettualità, il senso del cosa vado a fare nel mondo, no? E sono state di colpo finite. In più ci sono questi modelli contraddittori per cui da un lato noi chiediamo agli adolescenti di essere autonomi, però in realtà devono seguire le regole in un certo modo. Il rientro a scuola è stata un'invasione di compiti, verifiche, senza poter parlare o riflettere, se non in alcune situazioni, della paura, del dolore, no? O questo coso del farci un progetto per il futuro, ma ahimè quale futuro, no? Senza riuscire ad avere una trasmissione anche da parte degli adulti di cosa può essere un futuro, di come organizzarlo, di come presentarlo. Questo è amplificato, e non solo per i subelementari, depressione, disturbi d'ansia, abuso di sostanze, tutti. Gli Hikikomoro, cioè una volta andavano a scuola, ecco per esempio l'altro aspetto importante che la scuola di solito teneva sempre, adesso a parte gli Hikikomoro che sono aumentati tantissimo, ma anche le ragazzine nostre che hanno i nostri disturbi elementari non vogliono andare a scuola perché c'è un'angoscia di riesporre il proprio corpo a scuola, di entrare in contatto con la scuola, con la paura, non solo per il giudizio fisico, proprio relazionale, no? Quindi c'è una vicenda che le è rimasta maggiormente a cuore, insomma vedete tantissime ragazzine in ospedale, che l'ha particolarmente colpita? Diciamo che sicuramente, cioè di vicende ne vediamo tante, vorrei dire che ogni caso, pur essendo diciamo caratterizzate da problematiche molto simili, a me quello che sempre colpisce, si diceva quando tu vedi entrare una persona che ha questa problematica, è l'enorme tristezza che hanno, questo occhio proprio vorrei dire triste, mesto, questa proprio sensazione, proprio ti fanno, perché alcune volte hanno questo atteggiamento anche un po' sbruffone, mettiamo stai facendo la visita, sono lì che si guardano il cellulare, che non è proprio una cosa, però in quel momento lì si mettono, ma altre volte proprio ti verrebbe proprio, sono proprio le vedi piccole, tornano ancora più piccole. E quindi ogni situazione è una situazione. Poi abbiamo avuto sicuramente delle situazioni anche con delle particolari gravità, in cui sono entrate quasi in situazione cosiddetta emergenziale, anche perché teniamo presente che in età, chiamiamola pediatrica, l'emergenza è prima rispetto a quella dell'età adulta, e quello che vorrei ricordare è che anche proprio il nostro intervento deve essere precoce, perché certi danni che si instaurano in età pediatrica poi possono anche non risolversi, e quindi effettivamente anche situazioni con quella che può essere angoscia della persona, della malata, che si trova, non so, arrivare e sentirsi dire ti devo ricoverare, che non è, perché un conto è preparare il ricovero, diciamo, sapere che c'è, un conto è trovarselo davanti, angoscia della famiglia. Alcune volte invece il rifiuto da parte della famiglia di accettare questa cosa, e che so di inizialmente cercare di rifiutare questo ricovero. Quindi è un lavoro molto, deve essere sempre molto ben condotto, insomma, cioè cauto, non ti devi mai mettere, ecco, come diceva prima Francesca, in posizione giudicante. Alla fine noi siamo anche genitori, capiamo benissimo l'angoscia che può avere un genitore davanti a un figlio che sta male, ok? E faresti di tutto.
è quello di cercare, come si suol dire, l'alleanza, che a volte è un'alleanza iniziale, quello che io voglio dire, con la persona che ho davanti, con la ragazza. E quindi certe volte il genitore si sente un po' spiazzato perché in quel momento io devo cercare di portare a me, io dico sempre, affidati e fidati di quello che facciamo, e questo può andare un po' in contrapposizione con quello che mettiamo il genitore. Io dico sempre, guardi, adesso si mette un pochino da parte, e non è facile perché il genitore tende sempre, e quindi è un lavoro, e quindi in alcune situazioni sono state anche abbastanza complesse. Diciamo che in questo ci veniamo sempre d'aiuto, perché se vediamo situazioni particolarmente severe che richiedono un determinato tipo di approccio, è ovvio che non faccio andare via la persona, e eventualmente il contatto Francesco, i colleghi, i neuropsichiatri eccetera, per cercare proprio di fare quello che può essere un aggancio, insomma. Quindi sono tutte situazioni. Poi quello che è bello è rivedersi, mettiamo tante pazienti che, anche perché ormai sono tanti anni che le seguo, sono cresciute eccetera, e me le trovo davanti, dottoressa si ricorda di me? Si ricorda quanto l'ho fatta dannare. Anche perché se possono riuscire, tra virgolette, a fregarci su quello che mangiano, sul peso, è che ormai anche noi siamo diventati abbastanza allenati, però ogni tanto ci riescono. Ecco, immagino, insomma, è possibile guarire da questo tipo di disturbi, e c'è anche un po' il pericolo magari che una ragazzina possa ricaderci. Allora, per quel che è la parte, diciamo, strettamente, chiamiamola fisica, quella di recuperare, sicuramente vediamo in alcune situazioni un recupero di quello che è uno stato fisico adeguato. Ricompare il ciclo mestruale, stanno bene, gli esami sono tutti a posto, e quindi hanno anche un comportamento alimentare, vorrei dire, abbastanza adeguato, anche perché adesso, siamo sinceri, chi è che mangia in modo perfetto? Non esiste la perfezione. Quindi vedi che in alcune cose possono essere sempre un pochettino, diciamo, impaurite, però riescono. Però è ovvio che c'è sempre questa, diciamo, la paura che possa ricadere. Il rischio c'è. Sì. Il rischio Allora, c'è. dopo la domanda la faccio anche lei, però prima c'è una telefonata. Buongiorno. Io ho abbassato il volume. Sì, buongiorno, è già in onda. Ecco, io vorrei chiedere alle due dottoresse, perché una mi ricordo il nome, Carla Baruffi, e l'altra non mi ricordo, che stanno parlando dell'alimentazione. Sì. Io dall'anno scorso ad agosto dovevo sistemarmi i denti perché mi erano caduti in mancanza di una vitamina e quant'altro, vabbè. E ho mangiato fino a mercoledì scorso che me li hanno messi sempre roba frullata, yogurt, tanti dolci ho mangiato, però me li facevo io, non vado a comprare i dolci. Ho mangiato 6 kg di riso in questo periodo, sempre con ragù, perché dovevo ingoiare senza masticare. Cioè lei ha detto che ci sono problemi di restrizione dello stomaco quando non si mangia adeguatamente. Quella è stata la mia alimentazione, tanta polenta, tanto formaggio, purè, quelle cose là, tutte cose tenere. Però ho perso un po' di muscolatura. Cosa potrei fare per almeno che mi venisse un po' di più? Sono 50 kg, 51 ed ero 67. Allora signora, a parte che non entriamo nell'ambito del disturbo, perché lei ha modificato, vede, uno modifica l'alimentazione. Per esempio, una cosa che ci siamo dimenticate di dire è che spesso il disturbo alimentare insorge, per esempio, in ragazze che hanno messo l'apparecchio, per dire, in cui diciamo si modifica la capacità, che so, di masticare, si cambiano abitudini alimentari. Cambiando queste abitudini, spesso l'alimentazione che uno fa non è un'alimentazione adeguata, quindi senza entrare nel dettaglio, perché non posso fare una consulenza senza sapere i dati, però può darsi che modificando la consistenza lei abbia scelto un certo tipo di alimentazione e tolto altro. Quindi se ci sarà bisogno, signora, i nostri ambulatori sono aperti, ma non per un disturbo alimentare, tranquillo. Ecco, allora la domanda la faccio anche a lei, insomma, è possibile guarire? Certo non è facile, perché si tratta con comunque persone molto giovani. È possibile guarire, è vero che ci possono essere anche delle ricadute, è importante che nel trattamento vengano sempre coinvolti anche i familiari.
Prima dicevamo come fanno i familiari ad accorgersi e quindi abbiamo dato alcune delle indicazioni. Dobbiamo ricordare che il disturbo alimentare è un disturbo che viene in un'età particolare, quindi l'adolescenza prevalentemente, e che quindi è comunque un po' uno tsunami all'interno della famiglia, mette in grande stress la persona che lo vive e tutti quelli che le stanno attorno, che si trovano un ospite non desiderato e che va a trasformare quella che è la loro figlia prevalentemente, ma anche il loro figlio. I genitori ti dicono non è più lo stesso, non riusciamo più, litighiamo sempre e quindi quello che è importante nella cura è proprio il coinvolgimento di tutto il gruppo familiare. I genitori devono essere disposti anche a cambiare insieme al ragazzo, nel senso che si è visto, pur appunto non essendo la colpa, no? C'è un problema di relazione, un problema di crescita, è importante che anche loro partecipino al processo di cambiamento, perché il loro comportamento può essere di grandissimo, anzi è fondamentale per poter uscire da questo disturbo. Per contro certi comportamenti possono rinforzarlo, entrano dentro a quelli che sono i fattori di automantenimento, perché se si aumenta la conflittualità, l'angoscia, la negazione, si aumenta lo stress comunque in generale, e quindi si aumenta il tentativo di risposta a questo stress, che è il sintomo alimentare poi, no? Quindi il senso di incomprensione e quant'altro. Una cosa che volevo dire che è importante è che nella rete, per fortuna anche qua a Treviso come in altre province, c'è l'associazione dei familiari, che da noi è l'associazione L'Abbraccio, che è in collaborazione con noi e anche peraltro ha avuto una convenzione adesso con la nostra URSS, perché ci aiuta in alcuni progetti anche con dei volontari, perché lì fanno, oltre a noi a fare i gruppi con i genitori e fare gli interventi insieme ai genitori, quindi i colloqui con i genitori, ci sono anche i gruppi di autoaiuto guidato dei genitori dell'associazione, che hanno una grandissima importanza proprio nel far parte della rete. Ecco, quindi questo è importante. Guarire si può richiedere, ecco, l'altra cosa chiede tanto tempo. Non pensiamo che in 6-8 mesi uno è guarito, ci vogliono 4-5 anni, magari sono guariti all'inizio i sintomi, poi spesso adesso dopo la fase anoressica ci può essere il viraggio in quella fase un po' bulimica, anche senza diventare un vero disturbo bulimico. Altre volte invece c'è il viraggio nella bulimia, si tratta anche quello, sempre col coinvolgimento, sempre con la psicoterapia, il nutrizionista, lo psichiatra, insomma, il lavoro va avanti per un po'. Noi siamo arrivati al termine, magari diciamo per i familiari, per le famiglie, per i genitori, per chi insomma ha questo tipo di problematica, a chi si deve rivolgere? Se intanto posso dire, sì, sicuramente prima di tutto il primo interlocutore è il medico di famiglia. E il pediatra. Il pediatra, quindi, se sono ancora nell'età pediatrica, o il medico di medicina generale. Quindi che deve imparare, cioè deve conoscere questi, diciamo, segnali di allarme, perché non è detto che tutti, a volte sono proprio transitori, c'è una fase, quindi non è che tutti poi virano chiaramente, quindi si può anche fare un intervento che non richiede necessariamente una presa in carico così globale. Però nel momento in cui effettivamente si riconosce, il medico poi deve fare una prima valutazione. Dobbiamo sempre escludere che ci siano altre problematiche, perché alcune volte sono state prese anche delle cantonate in queste cose, e poi dopodiché, se si vede che effettivamente rivolgersi a un centro di riferimento per i disturbi. Ripeto, proprio questo è importante, di non cominciare a girare fra varie figure che si possono occupare, per carità, sicuramente bravissime nella loro attività, niente da dire, però in queste cose da soli non si va da nessuna parte, anzi. Insomma. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, ringrazio davvero Francesca Fontana per essere stata con noi e anche Carla Baruffi. Ci resterebbe veramente moltissimo ancora da dire, perché speriamo insomma di poterla avere ospiti ancora nella nostra trasmissione per continuare, perché poi è una problematica che abbiamo visto in aumento e tante, troppe forse ragazzine e ragazzini che hanno questo tipo di problematica. Grazie davvero, grazie per essere qui. Grazie a voi. Ringrazio anche i registi Francesca e Alessandro che ci hanno seguito passo dopo passo. L'appuntamento ovviamente è sempre domani, prima edizione. Grazie, arrivederci.